Gianluca Trolese, allenatore della Monselice pallavolo femminile. È vero, sconfitta 3-0 dal brunopremi.com Bassano in finale di Coppa Veneto del Trofeo Mikasa. Però è stata una partita che tu avevi detto già per il fatto di giocarla l'abbiamo vinta. Insomma non siete andati troppo distanti, diciamo così. Allora, quando ci siamo sentiti immaginavo della loro differenza tecnica, perché comunque atlete giovani ma di buonissime qualità tecniche. Io per il mio obiettivo campionato, per le partite che dobbiamo giocare prossimamente, era quello di venirne fuori a testa alta con una squadra che non subisse eventuali scombussolamenti o cose. E devo dire che per me stasera i vincitori morali, mi sento di dire, siamo noi. Devo fare un complimento a tutte le mie ragazze perché hanno reagito bene, hanno tenuto, nonostante differenze tecniche, hanno tenuto la testa nella gara e hanno fatto vedere che possiamo starci, che possiamo lottare con tutti. Perciò un complimento a Emma, un complimento a una ragazzina di 16 anni che l'ho presa in mano già di buona qualità e stasera ha dimostrato che ha anima e corpo da vendere. Adesso ce la giochiamo martedì per restare ancora lì in vetta e poi sabato direttamente con loro. Le aspettiamo con la squadra, in teoria non questa ma quella che deve fare il campionato di Serie C e vediamo, noi siamo carichi e siamo pronti. Che cosa, vista la differenza comunque minima nei parziali, qual è stata la differenza? Allora, per me la differenza è dovuta solo al sapere, cioè alla categoria che loro stanno facendo. Loro lottano con squadre molto più importanti, devono restare più concentrate. Noi in Serie C non hai questo tipo di necessità in Serie C, puoi mollare ogni tanto mentalmente, non eravamo abituati a combattere per così tanto tempo e così a lungo. Posso dire che se avessimo modo di scontrarsi più spesso con squadre di questo livello, anche noi saremmo in grado di mantenere una mentalità più alta, una mentalità più vincente di quella che già abbiamo. Io da fuori almeno ho visto una squadra che ha voluto difendere veramente tantissimo e tu facevi giustamente i complimenti a Emma Lunardi, il tuo libero. Doveva essere così se si voleva portare via qualcosa, bisognava difendere stasera. Questa sera Emma devo fare i miei complimenti perché l'abbiamo preparata tanto questa settimana, la sua posizione, la sua mentalità, ed è una ragazzina che mi sta seguendo, ma come tante altre, però lei in particolare, correlata da un ottimo muro, da un'ottima organizzazione, muro difesa, siamo riusciti a lasciare il segno, insomma, e questo è positivo. Le ragazze mi stanno seguendo, questa è la cosa più importante, faccio un complimento a tutte, però adesso abbiamo 8 gare ancora, 7 gare mi sembra, e manteniamo questa mentalità e facciamo una grande cosa quest'anno. Allora in bocca al lupo per il finale di stagione al Monselice. Prego.